prima che diventasse Papa ho avuto la fortuna di incontrarlo, che mi ricordo benissimo il giorno in cui l'ho incontrato e l'ho sempre presente, e ho avuto la fortuna di essere vicino anche nella sua beatificazione, sì che per me è una cosa molto molto grande. È una delle tante voci raccolte a Canale d'Agordo che ieri ha vissuto l'evento che chiude le cerimonie ufficiali organizzate per la beatificazione di Papa Luciani, una giornata per testimoniare fede e devozione al Papa del sorriso e dell'umiltà. Ci sentiamo orgogliosi. Aumentiamo la nostra fede. Io sono andata a scuola con sue due colleghe. Quando ero in collegio avevo due compagni di scuola sui nipoti e ho fatto scuola anche a un suo pronipote. Che ricordo ha di Papa Luciani? Bellissimo, una semplicità straordinaria, un sorriso speciale. Io sono andata a scuola da suo fratello, maestro Berto Luciani. Noi siamo cresciuti con l'insegnamento della sua figura. Ecco, il mio nonno, ad esempio, conosceva bene il fratello del Papa. Io sono stata compagna di università della Pia Luciani, della Pia, e quindi per noi è stato la figura, scusi, che mi commuovo. E quando lui è stato operato al tumore alla laringe, noi tutte le sere pregavamo Papa Luciani. Penso che lui una parolina buona ce l'abbia messa. Una fra le centinaia di testimonianze di guarigioni miracolose grazie all'intercessione del Beato. Il passo successivo sarà la santificazione. Un nuovo processo servirà proprio a certificare passaggi che la scienza non è stata in grado di interpretare altrimenti. Tra i concelebranti a Canale d'Agordo c'era anche il vescovo emerito Giuseppe Andriche, che tanta parte ha avuto nell'iter di beatificazione di Luciani. L'ho conosciuto prete, gli ho servito messa, mi ricordo le cose che mi ha insegnato, perché aveva una maniera impareggiabile di parlare anche a noi ragazzi e di farsi ricordare delle cose che diceva. Io ho tutti i miei ricordi su questa piazza dove giocavo, in questa chiesa dove facevo il chierichetto, servendo messa anche ad Albino Luciani. Numerosi rappresentanti istituzionali, regionali e provinciali, le delegazioni arrivate da ogni parte d'Europa, in prima fila il sindaco polacco di Wadowice, paese natale di Papa Wojtyła, presente anche il primo cittadino di Belluno. Essere qui oggi in questo contesto dove si condivide, ecco, questo momento tutti assieme è veramente importante sia per la comunità, per il nostro territorio, per la persona, ecco, che era Albino Luciani. E se le cerimonie ufficiali a Canale d'Agordo si sono concluse con la messa solenne di ringraziamento officiata dal cardinale di Venezia Francesco Moraglia, in provincia c'è attesa per l'intitolazione al Beato Luciani dell'ospedale di Agordo. Noi siamo molto orgogliosi perché ci hanno fatto la proposta i sindaci della comunità montana di intitolare il nostro ospedale di Agordo proprio a Papa Luciani, il Papa del Sorriso. E adesso, d'intesa con la diocesi, stiamo cercando di organizzare prossimamente l'inaugurazione e l'intitolazione del nostro ospedale.